Cari tifosi partenopei, siamo qui con una notizia che ha toccato il cuore di molti. La squadra di Francesco Calzona sta prendendo forma, ma un'assenza ci ha lasciato perplessi. Marek Hamšík, lo storico capitano, ha rifiutato l'offerta di entrare nello staff tecnico. Cerchiamo di capire questa sorprendente decisione. Ma prima di iniziare, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun dettaglio sul Napoli. Andiamo! Il Corriere dello Sport ha riportato una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Marek Hamšík, collaboratore tecnico della nazionale, era stato invitato a far parte di questo nuovo percorso con la Calzona. Tuttavia, con grande sorpresa di molti, ha rifiutato. Sembra che Hamšík abbia deciso di cambiare look tagliandosi i capelli. Ma non è tutto, è orgoglioso e lusingato dell'invito, ma vuole andare avanti per la sua strada. L'offerta comportava mesi intensi di passione per il Napoli, ma lui ha scelto di dedicarsi al settore giovanile, ai figli e alla famiglia. Il suo futuro prossimo è incerto e, come riporta il Corriere dello Sport, domani potremmo riavere Hamšík in qualche forma. Cosa significa questo per il Napoli? Sono domande a cui stiamo ancora cercando di dare una risposta. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questo sviluppo che riguarda il nostro eterno capitano? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Una cosa è certa, farà sempre parte della nostra storia. Non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di condividerlo con i vostri amici che amano il Napoli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti dal Napoli. Forza Napoli sempre!